Isor Optimist inizia un anno sociale di impegno che viene avviato con Essere leader al femminile, un Isor Optimist che promuove la donna e la mette al servizio della società. Ecco, infatti sono qui per diffondere un'iniziativa promossa dalla Isor Optimist International d'Italia a livello nazionale e dal Isor Optimist Club di Agrigento nell'ambito territoriale di nostra competenza. È un bando tradizionale, il bando Bocconi, che si rivolge alle donne laureate, alle giovani donne laureate di massima età di 28 anni in possesso di una laurea specialistica o di una laurea magistrale. Il corso viene organizzato d'intesa già da anni con la scuola di direzione aziendale dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano. È un'opportunità unica, sono 3 giornate di lavoro intenso con le metodologie più innovative e con i massimi esperti nel campo della gestione della leadership e in questo caso della leadership al femminile. Come partecipare? Il bando si può scaricare dalla pagina Facebook del Isor Optimist Club di Agrigento, la domanda va inviata secondo le modalità incluse nel bando entro l'8 gennaio 2019, le domande tutte verranno valutate da un'apposita commissione composta da 3 socie del Isor Optimist Club di Agrigento e le candidate che hanno partecipato al bando riceveranno la graduatoria finale entro il 25 gennaio 2019. Il corso di per sé sarà organizzato in 3 giornate in 2 cicli diversi nel mese di febbraio e la metodologia sarà quella tipicamente bocconiana, quindi molto interattiva, lavori di gruppo, role modeling, la proiezione di film, incontri con massimi esperti nel campo della gestione della leadership.